God Save the Wine, siamo vicini siamo in piena primavera, sta quasi per scoppiare l'estate, quindi in Toscana si guarda sempre a San Gimignano perché è la terra del bianco più famoso, ma non solo, perché la Vernaccia, San Gimignano, Fugnano e Bombereto è una delle zone migliori, molto alta, una vernaccia affidabile e sicura che abbiamo assaggiato anche in altri God Save the Wine, ma oggi esploriamo meglio il territorio di San Gimignano, no? Perché non è che c'è solo vernaccia, si possono fare anche altre uve, altri vitigni, altre idee di vino. Assolutamente, perché Laura, che è la titolare appunto della nostra azienda, sperimenta sempre con nuovi prodotti, nuove tipologie di vino e soprattutto vorrei parlare di Bombe, che è una delle nostre novità nate da un paio d'anni, sì, assolutamente. E praticamente la Bombe è un prodotto realizzato con 95% di vernaccia, 5% di chardonnay e vive in botte per 3 anni. Laura ha voluto appunto sperimentare con questo prodotto la qualità della vernaccia, che come ben sapete è il vitigno autoctono di San Gimignano, creando questa meraviglia di vino che io amo moltissimo. Cos'è che ti piace moltissimo di questo vino? Vai sul personale. Ma guarda, vorrei parlare più che personalmente appunto dell'azienda, perché è un prodotto che ha questi toni di acacia molto particolari, ed Il naso dolce, molto ricco, sì. però in bocca i caratteri cambiano completamente. Sì, assolutamente, non è, anche se vive in botte per 3 anni, non è molto, come posso dire, non è pesante, ecco, non volevo utilizzare questo termine, ma comunque abbastanza ha un ottimo aroma in bocca, che noi generalmente offriamo con il gorgonzola, con questa tipologia di formaggio. Formaggio che è impegnativo, gorgonzola non sa mai come abbinarlo, invece effettivamente qui ci potrebbe stare molto bene, quindi effettivamente un grande bianco. E poi anche un rosso un po' particolare, questo Legami, no? Questa bottiglia. Sì, il Legami è il nostro Super Tuscan, fatto appunto con 60% di Cabernet Sauvignon, 20 Merlot, 18 Sangiovese, un 2% di Syrah e vive in botte francese per 18 mesi. È un altro, diciamo, il nostro top di gamma insieme al Bombe, ha questa nota finale speziata tipica appunto del Syrah, è generalmente un vino di contemplazione che noi amiamo moltissimo bere a fine giornata, una giornata impegnativa come quella che appunto si vive in campagna, davanti alle nostre torri. Sì, esattamente. Effettivamente più che legame che così non si può, Sì, non si può appunto, creare. questo è appunto lei l'ha voluto chiamare legami appunto per i legami che lei poi ha con la sua famiglia, il nonno che appunto fece questo investimento in San Gimignano. Dalla Sicilia, giusto? Sì, noi siamo tutti siciliani, siamo una comunità, visto che viviamo in questo bellissimo borgo del 1200 dove appunto c'era una comunità devota a San Bartolomeo, abbiamo questa piccola chiesetta e abbiamo ricreato questa enclave siciliana a San Gimignano. Vini particolari con carattere siciliano ma che vivono esattamente nel terroir toscano. Da provare, grazie mille a Fanny. te, ciao.